Chi delle big steccherà la prossima partita di Serie A e la Cremonese avrà l'hype della cura del maestro Giampaolo? Buongiorno ragazzi, bentornati sul Calcio Espresso. Siamo arrivati alla 30ª giornata di Serie A. Oggi si apre la 30ª con Cagliari-Napoli. Cerchiamo di analizzare un pochettino tutte le partite velocemente, dando dei consigli del fantacalcio, dando i nostri consigli, i nostri pronostici, i marcatori. Vediamo se riusciamo ad acchiappare il risultato esatto, vedendo ovviamente le formazioni, le probabili formazioni che ci portano i fantacalcio.it. E io inizierei ovviamente con il condividervi le probabili formazioni e le metto, aspettate, no, così non mi piace perché è troppo piccolino, questo sono solo io, questo vedono solo le formazioni, io mi devo vedere, anche se è piccolino, è meglio se mi vedo un pochettino. Perfetto, allora, abbiamo detto Cagliari-Napoli è la prima partita che apre questa 30ª giornata di Serie A, ma come sapete ragazzi ce la teniamo buona per ultima, anche se la prima della serie, la prima saranno gli ultimi saranno i primi, e quindi io passerei direttamente alla partita che si giocherà stasera alle 20:45, che è Genoa-Udinese. Eccola qua, considerando un pochettino anche lo stato di forma delle squadre, il Genoa viene dalla vittoria della giornata precedente contro il Verona per 2-0, quindi il Genoa in classifica è uscito un pochettino da quella zona calda della zona salvezza, è a 33 punti. L'Udinese è invece a 36, 3 punti di differenza fra le due squadre. Io direi che un bel pareggino ci sta, un po'. Un pareggio che muove poco la classifica per l'Udinese, un pareggio, un punto che secondo me per il Genoa vorrebbe dire tanto, perché mette un altro po' di fieno in cascina, detto alla Conte, e quindi per me questa partita andrà a finire sul 2-2. Vi dico, segnerà per il Bologna, mi stuzzica questo Baldanzi, vi devo dire la verità, anche se lo porta in ballottaggio, credo con, vediamo un pochettino, probabilmente con Messias o con gli altri giocatori del centrocampo, con Amorim per esempio. Mi stuzzica Baldanzi, io vi dico Baldanzi e Colombo per il Genoa, mentre invece per l'Udinese Attà e Zaniolo. Vediamo se prendiamo questi 4 marcatori, vediamo se prendiamo anche il risultato esatto. Poi, ecco la cura Giampaolo ragazzi, Parma-Cremonese che è il primo anticipo di domani sabato 21. Il Parma, raga, il Parma, io mi sono già espresso sul Parma. Aspettate, ecco qua. Mi sono già espresso sul Parma. Il Parma è una squadra che comunque ha sorpreso, nel senso che ha iniziato molto diesel, poi ha piano carburato e adesso comunque in 12ª posizione a 34 punti e una classifica abbastanza tranquilla. La Cremo invece è il contrario, ha fatto proprio, sono queste due squadre agli antipodi. La Cremo ha fatto un bel exploit all'inizio e non solo nel girone di ritorno, ragazzi, ha fatto solo 2 punti, quindi in 10 partite, parliamo di 10 partite, ha fatto solo 2 punti, che sono pochissimi, ed ecco perché si trova al 18° posto, 24 punti in classifica, in solitaria. Nicola, per dare una scossa alla squadra, è stato esonerato e arriva il maestro Giampaolo. Vediamo se la sua cura potrà funzionare, se avrà questo hype in questa partita che per i giocatori grigiorossi vuol dire tanto. E vi dico ragazzi, secondo me la Cremo farà una buona partita, proprio portata da questa verve, questo istinto, questa spinta nervosa, ma finirà con un pareggio. Finirà con un pareggio anche perché faccio prevalere anche il fattore campo. Si gioca a Parma e io vi dico che finirà uno striminzito 1-1, gol di Gabriel Sterfezza per il Parma e un gol di Sebastiano Luperto di testa per la Cremo. E quindi siamo già a 2x come risultati. E passerei Milan-Torino. Ragazzi, il Milan viene da una buona partita contro l'Inter, mentre poi viene da una brutta partita contro
contro la Lazio. Si trova adesso a ridosso della... ci sono più punti di distacco con l'Inter che non con il quarto posto in classifica, che è la Juventus a 53, il Milan si trova invece a 60, e devo dire che secondo me il Torino è in ripresa. D'Aversa ha dato un po' più di spinta a questi ragazzi, e ovviamente con giuste ragioni, anche perché comunque il collettivo ha tanta qualità, quello Granata. Il Milan io credo che ritornerà alla vittoria, non steccherà una seconda partita consecutiva, tornerà alla vittoria anche per tenere un po' più a bada le dirette inseguitrici, in primis una su tutte noi che cerchiamo di comunque arrivare al secondo posto. Il Milan poi gioca anche meglio con la presenza di Rabiot, ritorna dalla squalifica. Bisogna attenzionare però il rapporto che scricchiola un pochettino fra Pulisic e Leao. Attenzione, perché anche in panchina poi vediamo che ritorna anche Jimenez, non partirà sicuramente dal primo minuto, ma comunque scalpita Fulkrug, che ormai si siede in panchina da un po' di giorni, da un po' di giornate, e quindi potrebbe far rifiatare un po' quei due lì davanti. C'è Kunku che dà un po' più di imprevedibilità, quindi le frecce nell'arco a disposizione dell'arco del Milan ce ne sono parecchie. Il Torino, ragazzi, va avanti con Simeone Adams, come vedete qui nella formazione, nella probabile formazione. Però, ripeto, secondo me il Milan non la stecca una seconda partita consecutiva. Finirà di cortomuso, e io vi dico proprio che segnerà Leao per riprendersi da una scenata che ha fatto nella sostituzione contro la Lazio. Quindi 1-0 per il Milan. Se dovesse invece segnare qualcuno del Torino, io andrei su Adams. Andrei su Che Adams. Quindi vi consiglio Adams per il fantacalcio. Juventus Sassuolo, scusate, però ogni tanto il lapsus esce. No, la Juventus, il Sassuolo ha fatto il suo. Il Sassuolo ha fatto il suo, mentre la Juventus comunque Spalletti ha trovato la quadra della squadra, ha trovato questo falso 9 o comunque finto centravanti anche in un attacco a due con Boga. Ildiz in primo momento è stato provato centrale in attacco, ma poi si è capito che Ildiz, Spalletti ha capito, è ritornato sui passi e lo ha riportato sulla sinistra, dove fa sfraceli, è un talento enorme Kenan Ildiz. E Boga, devo dire la verità, sta stupendo anche perché Spalletti non si fida di David, forse avrà perso le speranze, chi lo sa. Non si fida assolutamente di Openda. In attesa del ritorno di Vlahovic, Boga sta dando delle garanzie. Quindi tornerà sicuramente al centro dell'attacco Jeremy Boga, con Sesalo da destra e il Tiz sulla sinistra. E la Juve contro il Sassuolo, a cui vanno dati meriti di una stagione molto positiva, pienamente positiva, ma il Sassuolo onestamente non ha più niente da dire a questo campionato, essendo giocherà secondo me abbastanza tranquilla. La Juventus invece, ecco, prevarranno gli stimoli da qui alla fine del campionato, e la Juventus ha molti più stimoli rispetto al Sassuolo. La Juventus, ricordiamo che è ancora quinta in classifica, quindi al netto, cioè se dovesse finire adesso il campionato, la Juventus è fuori dalla Champions, anche se comunque il punticino di differenza con il Como veramente è in nulla. Quindi la Juve deve solo che macinare punti e da qui alla fine, e credo che, come avevo detto, le motivazioni prevarranno e la Juventus se la porterà a casa. Io vi dico 2-0 per la Juventus, anzi facciamo 3-0 abbondandus abundandum, 3-0 con Seisao, Thuram e colpo di testa di Bremer. Ma sì. Mentre per il Sassuolo io vi dico, se dovesse segnare qualcuno, anche se abbiamo detto un 3-0, vi dico Lorientè. Lorientè, perché è un giocatore che comunque ti dà molta imprevedibilità sulla sinistra, e Lorientè potrebbe dare un po' di fastidio alla difesa della Juventus. Passiamo a Como Pisa.
Raga, uno fisso ovviamente, ma non perché voglio denigrare, voglio uccidere sportivamente parlando il Pisa, ma credo che il Pisa sia stato la vittoria della settimana scorsa con tutti i meriti del caso, giocando in 10 per gran parte della partita contro il Cagliari, è stata anche una spinta anche dal nervosismo, dall'orgoglio, ma è, diciamo, è una tantum. Il Pisa comunque al netto, cioè anche come il discorso che ho fatto per un po' di tempo da questa parte, come il Verona io li vedo comunque spacciati per la Serie B. E poi contro un Como che per lo stato di forma, se non sbaglio, nelle ultime 5 partite il Como ha vinto 4 partite in campionato. Il Como andrà sicuramente a sfangare la partita, andrà sicuramente a dominare la partita col gioco aggressivo, palla, possesso palla, azioni verticali. Vi dico anche qua un 3-0 netto. Un 3-0 netto, se non addirittura io opterei pure una valangata di gol, arriverei pure un 4-0. Però restiamo sul 3-0, ritorno al gol di Nico Pass, Duvikas Caccheret. Per il Pisa ha trovato Niedermark la settimana scorsa la prima vittoria in campionato, mentre per il Pisa se dovesse segnare qualcuno vi direi Moreo, ma ne dubito fortemente. Atalanta-Verona, Atalanta che prende un'altra scoppola in Champions League contro il Bayern Monaco, ma era abbastanza pronosticabile, però con un complessivo 10-1, ragazzi, che non è poco, assolutamente non è poco, è una bella batosta per la Dea, che esce definitivamente dalla Champions League. Il Verona, faccio lo stesso discorso per il Pisa, ha vinto 2 settimane fa, sì, contro il Bologna, ma io dubito che il Verona possa, vedendo anche la classifica alla mano, una zona salvezza che dista di 9 punti, possa inanellare determinate vittorie e cioè dovrebbe il Verona, così come il Pisa, vincere 3 partite su 9 attendendo i risultati delle altre squadre che stanno sopra di loro. E per squadre che hanno fatto in 29 partite solo 18 punti, la vedo veramente un qualcosa di impronosticabile e impossibile. Quindi per me il Verona sì, potrebbe, volendo, eh, strappare un pareggio, ma non contro l'Atalanta. L'Atalanta ha bisogno di rifarsi dopo la figuraccia in Champions, e l'Atalanta vede a portata di mano il sesto posto che dista solo 4 punti con una Roma che poi dopo ne parliamo appena ci arriviamo alla partita della Roma. La Roma è in piena crisi di risultati e di giocatori. E quindi io credo che anche qui le motivazioni andranno a prevalere e l'Atalanta la porta a casa. L'Atalanta vincerà 2-1 per l'Atalanta, gol di Zaleschi e gol di Ederson. Mentre per il Verona io vado su Orban, anche se in ballottaggio io vi metterei Orban perché comunque il giocatore che qualitativamente parlando quello più valido per la squadra veneta e poi a chi ha il fantacalcio onestamente se l'avete come terza quarta scelta ci sta a metterlo, anche se poi dipende chi avete, ovviamente, scrivetecelo nei commenti. A proposito, ragazzi, ecco, approfitto a questa metà video per dirvi iscrivetevi ai canali, iscrivetevi ai nostri canali social, cliccate sulla campanella, mettete like ai nostri video, fate girare l'algoritmo e commentate qualsiasi dubbio avete, qualsiasi curiosità avete per il fantacalcio che noi vi rispondiamo. Cerchiamo di esservi d'aiuto nel nostro piccolo a darvi un po' di consigli. Quindi mi raccomando, iscrivetevi e commentate. Allora, dicevo, per l'Atalanta, quindi Orban, per chi poi dipende anche dalle scelte di chi avete in attacco, andrei su Orban per il Verona.
Bologna-Lazio, il Bologna strappa fuori casa questa vittoria, questa entusiasmante vittoria in un'entusiasmante partita di Europa League, finisce 3-4 dopo i tempi supplementari contro la Roma e si trova a giocare contro un'altra romana, contro la Lazio che al netto di tanti problemi, come ripetiamo sempre, societari, di squadra, rapporto con la tifoseria, eccetera, eccetera, comunque zit 4-4 sta a 40 punti ed è a ridosso proprio del Bologna stesso. Il Bologna potrebbe subire le fatiche fisiche e mentali della partita in Europa League e quindi io vi direi, anche perché comunque io credo che l'obiettivo stagionale del Bologna ad oggi sia l'Europa League. A 42 punti difficile che possa arrivare aspettate un attimo, ecco, è difficile che possa arrivare ad a toccare con mano le posizioni europee in questa classifica di campionato. Quindi credo che quello sarà l'obiettivo. La Lazio cercherà di avere anche un po' di mordente per l'orgoglio stesso e quindi però questa partita finirà in pareggio, non a reti inviolate, finirà un 1-1, gol di Santiago Castro e gol di Kenneth Taylor. Bah, sì, così 1-1, un altro pareggio. Ma sì, andiamo avanti. Roma-Lecce. Questa è interessante, ragazzi. Questa è interessante. La Roma ha preso una bella scoppola, emotivamente parlando, nella partita contro il Bologna in Europa League, di cui parlavamo prima. E oltre a questo il Bologna e la Roma perde anche un po' di pezzi, deve contare anche gli infortuni e a questi si aggiunge anche Manu Koné, che già non era al meglio all'inizio della partita in Europa League e comunque dopo il 20° su per giù ha dovuto dare forfait. E la Roma sta perdendo sia pezzi i giocatori, sia perde proprio freschezza, brillantezza durante la partita. Se non sbaglio, vedendo dati alla mano, statistiche alla mano, la Roma nelle ultime 11 partite ha vinto solo 2 volte. Questo vi va a far capire come ci sia un tracollo verticale anche in classifica dal quarto posto, da quell'insidiare il terzo posto del Napoli, la Roma sia scesa al sesto posto e attenzione, come dicevo prima, perché l'Atalanta è a 4 punti. Quindi la Roma rischia seriamente di far diventare questa stagione fallimentare e non neanche accedere a un posto in Europa. Attenzione, queste sono partite, scusatemi ragazzi, metto la formazione, queste sono partite che contro il Lecce devi vincere, è un po' come il discorso che facevo anche io la settimana scorsa con Napoli, sono partite che devi vincere perché comunque giochi contro una squadra che è in bassa classifica e devi portarti questi punti a casa. Il problema però è che dall'altro lato ovviamente c'è il Lecce che ha soli 7 è a soli 3 punti dal 18° posto, a 27 punti, il che vuol dire che sta in piena lotta salvezza e venderà cara la pelle. L'abbiamo visto anche sulla nostra pelle, appunto. Quindi attenzione, perché considerando lo stato di forma della Roma, considerando la tenacia che ci mette la squadra salentina quando gioca le partite, qua può esserci un bel risultato a sorpresa. E infatti io ve lo dico, raga, per me qua giocherei il 2 del Lecce, azzarderei il 2 e azzarderei un 1-0 o un 2-1 per il Lecce. Vi direi, facciamo 2-1, vi direi Stulic e vi direi Pierotti, mentre per la Roma sarebbe scontato dirvi nuovamente Malen, vi dico Pellegrini perché durante la partita di ieri contro il Bologna l'ho visto molto in palla, un assist, una traversa, una punizione parata benissimo da Ravaglia, un gol che ha riportato poi il punteggio. Pellegrini è in forma, Pellegrini è abbastanza in forma. Passando avanti andrei sulla posticipo e anche qui
Anche questa è una partita importantissima per l'economia del campionato ed è intrigantissima, molto intrigante, perché la Fiorentina è in ripresa. Finalmente è uscita dalle sabbie mobili della zona retrocessione, della zona salvezza, dista ormai a 4 punti, quindi bene o male può respirare. Passa ai quarti di finale di Conference League, battendo la squadra polacca di ieri, mentre l'Inter viene da una sconfitta nel derby, un sospiro di sollievo e quindi un pareggio contro l'Atalanta. Si trova comunque in una situazione classifica, io lo ripeto, abbastanza tranquilla, dove l'Inter è padrona è padrona del campionato, padrona di tutto. Però attenzione, qua sono sempre le motivazioni a cambiare, a spostare il lago della bilancia. La Fiorentina se ha un moto d'orgoglio per cercare comunque di dare continuità ai risultati che stanno arrivando in queste ultime settimane, deve fare una buona prestazione al di là del risultato finale. L'Inter deve invece far capire chi è che comanda. Però non perché sono un tifoso del Napoli, quindi io penso che l'Inter possa perdere terreno in classifica, ma perché vedo complicata comunque questa partita per l'Inter in questo preciso momento. Se mi avessero detto giocherà Fiorentina-Inter fra 2 settimane, parla di 2 settimane fa, cosa farà l'Inter? La stravince. Oggi vi dico che la Fiorentina, è per un discorso anche di energia emotiva, di mordente, proprio di testa, c'è stato uno switch. La Fiorentina, non dico che se la porta a casa, ma il pareggio lo strappa. Con i denti, con i morsi, comunque cerca di riffo di raffa di portarsi il punticino a casa per mettere ancora un po' più di distacco tra il 18° posto e essa stessa. Vi dico Ken, anche se in ballottaggio, infatti nelle ultime prestazioni Ken si è un po' offuscato, però facciamo così. La partita finisce 2-2. Gol di Mandragora e gol di Piccoli, mentre per l'Inter gol di Thuram che si sblocca e gol di Çalhanoğlu che ritorna al gol sul rigore, perché ritorna anche la titolarità. Ecco, Çalha secondo me è mancato parecchio in queste giornate all'Inter, è un'assenza importante. Bene, e quindi chiudiamo con la prima partita. Detto, la prima sarà l'ultima sarà la prima. Cagliari-Napoli, ragazzi, dobbiamo andare alla sosta per le nazionali, e poi là ne parleremo, perché faremo dei video inerenti alla nazionale, quindi mi raccomando, seguiteci. Dobbiamo andare, dicevo, tranquilli. Dobbiamo andare tranquilli portandoci 3 punti a casa, anche perché il Como è vicino, è solo 5 punti, quindi non è una distanza di sicurezza. Il Como è vicino e c'è la Juventus che, ripeto, io la reputo un'avversaria temibilissima per la corsa Champions. Quindi dobbiamo continuare a macinare punti, anche perché per la prossima partita ci sarà Napoli-Milan al ritorno dalla sosta delle nazionali, che è uno scontro diretto. Noi dobbiamo stare comunque in scia del Milan, perché l'obiettivo deve essere il Milan per quanto mi riguarda, e cercare di finire questo campionato quanto meglio possibile al secondo posto. Ricordiamoci che noi abbiamo lo scudetto cucito sul petto e dobbiamo difenderlo fino alla fine, fino a che la matematica ce lo scuce dal petto, ce lo toglie e lo porta all'Inter, al Milan o chi che sia, e lo dobbiamo difendere con i nervi, con i denti, strappando buttando anche l'ultima goccia di sudore. E per quanto mi riguarda, una partita che sappiamo la rivalità che c'è con il Cagliari, è una partita abbastanza ostica, abbastanza fastidiosa, ma deve essere portata a casa. Cioè si scende in campo per i 3 punti, ovviamente. Abbiamo dall'altro lato però il Cagliari che viene, se non sbaglio, rivedendo lo stato di forma alla mano, il Cagliari è una squadra che
purtroppo non lo riesco a recuperare da qui, ma il Cagliari nelle ultime 5 partite, se non sbaglio, ha perso 4 partite. E infatti proprio per questo è stata risucchiata nella zona retrocessione, a 30 punti, a sole 6 lunghezze dalla Cremonese, una distanza bene o male tranquilla, ma dipende poi la Cremonese se avrà quell'hype della cura del mister Giampaolo, del maestro Giampaolo, e quindi dobbiamo aspettarci una partita in cui il Cagliari venderà cara la pelle, perché ogni punto per una squadra che lotta lì per la salvezza nella bassa classifica è d'oro. E noi dobbiamo essere bravi ad arginare questa ondata emotiva, questa ondata nervosa dei sardi per portarcela a casa. Attenzione anche perché il Cagliari comunque la qualità negli 11 titolare ce l'ha. Basta vedere Palestra, che è un terzino destro che a me piace interessantissimo, mi piace tantissimo, lo porterei anche domani a Napoli. I nostri ex Gaetano e Foloruscio, Seba Esposito, Mina che è un difensore che è fastidiosissimo, quindi Højlund avrà il suo grande affare contro Jerry Mina. Attenzione al Cagliari, ma io credo che ce la porteremo a casa. Non vi dico ovviamente il risultato esatto, vi dico attenzione al Cagliari, attenzione proprio a Chirichoi o a Palestra stesso, perché sono due spine nel fianco, onestamente. Il Napoli, ragazzi, noi da formazione sembra che portino sia Zambo che McTominay titolari. Onesto, vedendo la partita di Zambo contro la settimana scorsa contro il Lecce, io opterei più per un McTominay al centrocampo e metterei invece De Bruyne sotto punta titolare dal primo minuto. Portano in ballottaggio Alisson Santos, io credo che giocherà titolare, daremo un po' più di fiato, un po' più di riposo ad Elmas, lo faremo sedere in panchina secondo me, poi tanto fra un poco, fra qualche ora ci saranno le formazioni titolari e sapremo meglio tutte queste informazioni, ma credo che vedere tutti e due in campo, sia McTominay che Zambo Anghissà, mi stona un pochettino. Gradirei, se fossi in Conte, io vorrei vedere anche far rifiatare un po' più Spinazzola e vedere anche Gutierrez titolare, perché per me un ragazzo ottiene e tu dà. E lo vorrei vedere dal primo minuto sulla sinistra, perché l'abbiamo visto nell'ultima partita sulla destra, dare un po' più di fiato a Politano, sulla sinistra che è il suo ruolo naturale, vedere un pochettino se riesce a spingere e che prova ci può dare. Quindi la difesa è quella, anche perché Juan Jesus non abbiamo purtroppo notizie, dato che non facciamo conferenza stampa dal 17 di ottobre, e questa è una cosa che ce la dovranno spiegare onestamente, perché non si hanno notizie sugli infortunati, sulla tattica, sulle formazioni, sulle probabili, niente, zero. Quindi Juan Jesus dovrebbe essere in panca, vediamo subito. Sì, è in panchina, ma credo che Olivera sta dando garanzie come braccetto di sinistra in difesa. Gli esterni, bene o male, Politano, sappiamo che quello è la sua titolarità ci sta. Al centro Gilmour è in hype. Gilmour va benissimo, cioè in queste ultime partite Gilmour sta facendo buonissime prestazioni, e poi ci ritorniamo sul dualismo di Lobotka e Gilmour, abbiamo accennato in live lunedì. Anche Lobotka sembra essere recuperabile e quindi è recuperato e quindi si siederà in panchina. Io veramente, ragazzi, il dubbio ce l'ho su Zambo. Zambo, vedendo la prova, mettere più McTominay a fianco di Gilmour, fare questa coppia scozzese al centrocampo con eventualmente il ballottaggio Spina, Gutierrez, in avanti De Bruyne che ha dato tante garanzie da quando è entrato, ragazzi, vede la stoffa diversa, Alisson Santos che ti dà imprevedibilità, e poi Højlund che avrà, come ho detto anche prima, un bruttissimo cliente che è Jerry Mina. Per il Napoli, ragazzi, io direi attenzione al ritorno di McTominay nelle marcature e attenzione anche a Santos, perché Santos è uno che la porta la vede come, e poi mi piace, cioè quando prende lui la palla sembra sempre che qualcosa possa succedere, e spero che succeda qualcosa anche oggi.
Bene, io tornerei a schermo intero, vi faccio rivedere la mia bellissima faccia, se il mio computer mi dà la possibilità di farlo. Benissimo, eccoci qua. Siamo stati un po' lunghini, lo so, avete ragione, e vi lascio a questo weekend sportivo, a questo weekend di Serie A, questa 30ª giornata di campionato, e noi ci rivediamo nei prossimi video e mi raccomando non mancate alla live di lunedì. Forza Napoli sempre ragazzi!